Siamo nella stagione del rinnovo dei contratti nazionali, sia nella grande industria sia nella piccola e media impresa. Sono state presentate le piattaforme che danno continuità con i rinnovi scorsi. Si cerca di dare continuità nel tema della formazione, del welfare e dell'attenzione nelle aziende per la gestione degli orari e del fabbisogno di conciliazione tempo vita e lavoro. Come FIM e come CISL abbiamo dato continuità a un aspetto importante che è la formazione professionale. Crediamo che sia importante far crescere la formazione dei lavoratori sia per accrescere le sue professionalità, ma anche per dare alle aziende aggiornate le competenze e il capitale più importante che ha, che è il capitale umano. È importante investire su competenze che diano una risposta a bisogni dei lavoratori sia in termini di professionalità ma anche nelle cosiddette competenze trasversali, saper lavorare in gruppo, avere la capacità di elaborare delle idee per risolvere i problemi e avere anche una capacità di alfabetizzazione digitale. Per noi, per la FIM, questo è un campo importantissimo perché è un mondo del lavoro che cambia in modo molto veloce sia nell'organizzazione sia nell'elaborazione di nuovi prodotti per stare sul mercato. Avere delle persone che sono capaci di mettersi in discussione nelle proprie competenze per essere al passo con i cambiamenti è fondamentale per dare un futuro lavorativo soprattutto a chi oggi è nel mercato del lavoro tra i 40 e i 50 anni. In materia, qual è la risposta dei stakeholder e quindi parliamo sia dei lavoratori ma anche degli intermediari e dei datori di lavoro? C'è da fare, chiaramente c'è da investire per un cambiamento culturale, vedere la formazione non solo come un accrescimento delle proprie competenze per migliorare anche la propria posizione retributiva, portare a casa alla fine del mese un po' più di soldini, ma è necessaria la formazione per mantenere posti di lavoro da una parte per i lavoratori e per le imprese è necessaria per mantenere aggiornate appunto le proprie risorse più importanti che è il capitale umano. In qualche azienda questo si riesce a realizzare con buoni accordi aziendali, in qualche altra azienda un po' meno, però io ritengo che siamo all'inizio di un percorso e come tutti i percorsi va sostenuto e incentivato anche ascoltando le esigenze delle varie aziende e dei vari lavoratori che sono diverse da sito produttivo ad altro.